con Annalisa Bisacco, giovane imprenditrice ma soprattutto grande appassionata di pesca. In un mondo prettamente maschile come il mondo della pesca, tu sei una delle poche pescatrici che fa gare. Da dove nasce questa tua passione? La mia passione nasce soprattutto da quando ero piccola, perché ho avuto una grande fortuna di aver avuto mio papà che mi ha insegnato cos'è la pesca. Mi ha insegnato uno sport a livello molto sano, anche perché io non ci vedo mai la competizione, io vado a pescare per divertirmi e per passarmi 2 ore all'aria aperta. È stato molto importante perché mi ha inserito in qualche garetta fin da piccolina, fino ad adesso che poi mi sono specializzata anche grazie al mio negozio in altri tipi di pesca. Ecco, tu hai fatto di una passione anche la professione, questo penso sia anche una grande soddisfazione. Cos'è che ti piace pescare? Perché io che non conosco questo mondo, c'è una qualche tecnica che prediligi? Qual è la tua passione più importante per quanto riguarda il settore pesca? Io amo la pesca in tutte le sue tecniche, perché mi piacciono tutte quante, la pesca è bella tutta, però quella che prediligo è lo spinning, ovvero la pesca con l'artificiale, che sei tu che dai vita alla tua esca, non è un'esca viva, è un'esca finta. Vai soprattutto a pesca di predatori, quindi comunque devi stimolare il predatore, ed è veramente un tipo di pesca ti emoziona molto, anche per gli attacchi che hanno in sé questi predatori che sono unici nel suo genere. Ecco, mondo prettamente maschile, abbiamo detto. Come ti hanno accettato i pescatori maschi? All'inizio vedere una donna nel mondo della pesca è stato un po' strano per loro. Negli anni hanno preso tanta fiducia, soprattutto vedendo che io vado a pescare, e quindi dopo mi hanno dato tantissima fiducia anche all'interno del mio lavoro. E adesso mi reputano una di loro. Ecco, abbiamo parlato che viene la tua passione dal papà. Il papà grande pescatore. Consigli oppure come tutti i giovani dici vabbè, questo qua mi fa i consigli ma io ne so molto di più? No, io intanto non mi sentirò mai sopra il mio papà, perché io ho sempre tanto da imparare da lui. E il mio papà è un grande pescatore, e a cui devo ringraziare tanto per tutto quello che mi ha insegnato. Ti ringrazio, complimenti, abbiamo visto le foto delle tue gare, delle tue prede, eccetera. Brava.